Buonasera ai titoli. A Messina sventrata una palazzina, 3 feriti, 1 in codice rosso. I vigili del fuoco al lavoro scavano fra le macerie alla ricerca di 15 dispersi. E sono momenti concitati nel rione Pistunina, nella zona sud della città, dove è crollato l'edificio, forse per l'esplosione di una bombola di gas. L'immobile ospitava negozi al piano terra e al primo piano abitazioni. Scooter elettrici venduti come biciclette a pedalata assistita ma privi di requisiti di legge. Scatta il sequestro in tutta Italia. La Guardia di Finanza di Palermo ferma i mezzi irregolari e pericolosi. Indagato un imprenditore palermitano e una società. Breve ma intensa la fase parostistica sull'Etna. L'attività di fontane di lava dal cratere Voragine si è conclusa ed è in decremento l'attività stromboliana con l'emissione di cenere. Operativo lo scalo di Fontana Rossa. A Catania presentata la rete Lampedusa, il progetto di Pietro Bartolo che propone interventi sulla migrazione. Ci vogliono corridoi lavorativi, non voglio più vedere cadaveri. Calcio, il nuovo calendario della stagione di Serie C. Il Catania debutta al Massimino contro l'Inter Under 23. Poi a novembre le sfide più attese contro Salernitana e Bari. Eccoci, benvenuti e dunque subito a Messina, dove questo pomeriggio è crollata una palazzina. Ci sono 3 feriti, 1 in codice rosso, ma sono momenti di apprensione, soprattutto di lavoro per i vigili del fuoco che stanno scavando fra le macerie. Si pensa che ci siano 15 dispersi. Il crollo nel rione Pistinina, nella zona sud della città, ma ci colleghiamo subito con la nostra inviata Lorena Dolci che è proprio sul posto. A te Lorena. Sì, siamo qui a Pistunina, siamo nella zona sud di Messina. Quella che vedete alle mie spalle ci hanno fatto allontanare proprio in questo momento è la palazzina che è stata sventrata. Vedete che continua a uscire del fumo tossico, per questo il cordone sanitario continua ad essere allargato e la gente allontanata. C'è stato poco fa anche un ritorno di fiamma. Dicevamo una palazzina sventrata, una palazzina di 3 piani, 2500 metri quadri per piani. A piano terra c'era un supermercato che era in ristrutturazione, al primo piano invece un grande magazzino gestito dai cinesi, all'ultimo piano c'erano i proprietari, la famiglia Leone, una famiglia molto nota in città. Sotto quelle macerie ci sono ancora 7 dispersi, queste sono le cifre ufficiali, ma potrebbero essere molto di più. Ci sono grande concitazione in questo momento, ci sono dispiegamento di forze, ci sono vigili del fuoco, polizia, carabinieri, protezione civile, perché si sta scavando. Ci dicono che si sentono delle voci, delle grida da là sotto e non è chiaro chi sia rimasto. Pare che ci sia la famiglia cinese che forse proprio in quel momento aveva con sé il bambino più piccolo, un neonato di appena pochi mesi. La famiglia Leone, dicevamo, anche lei dovrebbe essere rimasta sotto le macerie. I feriti sono invece dei clienti che sono riusciti a scappare insieme agli operai appena in tempo e pare che non siano così gravi. Sono stati ricoverati negli ospedali della città che hanno attivato il PIMF, cioè un piano per l'afflusso massiccio di feriti, perché è quello che si teme. Qui è un continuo, come potete sentire, di sirene, di vigili del fuoco che continuano ad arrivare, mentre come vedete ci chiedono di allontanarci ancora un po' perché i fumi sono tossici. All'interno c'è il sindaco di Messina, il sindaco Basile, c'è il procuratore capo della città D'Amato che ha annunciato già l'apertura di un'inchiesta, e continuano ad arrivare i mezzi. C'era anche tanta disperazione tra i parenti delle persone che non rispondono più al cellulare, che sapevano che si erano recati proprio qui nel primo pomeriggio, poco prima delle 14. Quella è l'ora, 10 minuti alle 16, quando si è sentito in tutto il rione questa forte deflagrazione. Sulle cause ancora è tutto molto vago. C'è chi parla di un crollo dovuto ai lavori di manutenzione, c'è chi parla dell'esplosione di una bombola del gas, e potrebbero essere anche 2 cause concomitanti. Ancora troppo presto per capire che cosa sta succedendo. Intanto sentiamo la testimonianza di una donna che è stata per 20 anni dipendente del supermercato che era chiuso, il supermercato Leone, che vendeva elettrodomestici, e che sentite cosa ci ha raccontato.
Ho lavorato quasi 20 anni con loro, quindi per questo ho avuto notizie e sono arrivata qui a avere notizie se si poteva sapere qualcosa. Infatti è arrivata la figlia di Sara Leone, quindi vorrei avere notizie, ma ancora non si hanno notizie. Ma il supermercato era chiuso? Il supermercato era chiuso, so che era in ristrutturazione. Ma lei che notizie ha avuto? Ho avuto notizie che appunto del crollo, so che il marito Ponzio, il marito di Sara, non è presente, so che ci sono altri della famigia che fanno parte, almeno così mi hanno detto che quasi tutti erano a casa, però non saprei dirle chi fosse a casa, ecco, tutto qua, nient'altro. Sono venuta solo a vedere, appunto, sapere qualcosa in più, nient'altro. È una tragedia, nient'altro. Ci hanno fatto allontanare ancora un po', come dicevo si allarga il cordone di sicurezza perché i spumi sono tossici, qua si circola con le mascherine, c'è il rischio di nuovi crolli e come dicevo si cercano ancora sotto quelle macerie i corpi di tanti dispersi che pare ancora si sentano gridare da sotto i calcinacci che sono caduti. Continuano ad arrivare mezzi dei vigili del fuoco e della protezione civile e come dicevo dentro c'è ancora il procuratore capo di Messina e il sindaco Basile che cercano di avere il più possibile notizie. A voi la linea. Dunque una situazione, una apprensione anche che continua a indivenire, come sentivate. Il presidente della regione siciliana Schifani ha telefonato al sindaco di Messina Federico Basile per avere appunto un aggiornamento diretto sul crollo della palazzina. Andiamo avanti col nostro telegiornale. A Giarre, nel Catanese, una donna è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania, in prognosi riservata con ustioni di secondo e terzo grado sul 50% del corpo. La donna, vittima di un incidente domestico, è stata soccorsa e trasferita a Catania appunto con un elicottero del 118. E c'è stato uno scontro tra due furgoni nell'Ennese, 2 morti e 3 feriti. I vigili del fuoco hanno estratto i corpi dalle lamiere. La tragedia sulla strada provinciale che da Val Guarnera porta a Dittaino. Per cause ancora in corso di accertamento, i 2 furgoni si sono scontrati frontalmente, a perdere la vita una donna e un uomo, mentre 3 persone sono rimaste appunto gravemente ferite. Veniamo al sequestro, al maxi sequestro di motorini elettrici venduti come bici con pedalata assistita. Scatta il blitz in tutta Italia, sequestrati anche in Sicilia. I mezzi sono stati poi presi dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo. Sentiamo Marco Gullà. Nelle città, soprattutto in Sicilia, ne circolano migliaia, mezzi che vengono utilizzati spesso in violazione del codice della strada e che in molti casi sono in realtà scooter elettrici commercializzati come semplici biciclette a pedalata assistita. Adesso però è arrivato un primo importante stop al fenomeno. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, su delega della Procura della Repubblica di Palmi, hanno eseguito un provvedimento di sequestro su tutto il territorio nazionale di un ingente quantitativo di questi veicoli. Secondo le Fiamme Gialle venivano venduti come biciclette elettriche a pedalata assistita, ma erano privi dei requisiti previsti dalla normativa europea, non conformi alla marcatura CE e quindi potenzialmente pericolosi sia per la sicurezza stradale sia per la salute dei consumatori. Si tratta di mezzi che una volta immessi sul mercato vengono spesso modificati per aumentarne le prestazioni, trasformandosi di fatto in veri e propri scooter elettrici. Biciclette con potenza superiore o con la possibilità di accelerare e camminare senza utilizzare i pedali, benché presenti nella struttura, non possono circolare ai sensi del codice della strada sul territorio nazionale, sulle strade del territorio nazionale. Veicoli che finiscono frequentemente nelle mani di ragazzi giovanissimi, ma anche di persone prive della patente. L'assenza di targa, inoltre, li rende difficilmente identificabili e, secondo gli inquirenti, in alcuni casi vengono utilizzati anche per la commissione di reati. Nell'ambito del procedimento sono indagati un imprenditore palermitano e una società per i reati di frode in commercio e falso in atto pubblico. E proprio a proposito sempre di bici a pedalata assistita, a Catania c'è stata un'offensiva della Polizia Municipale e dei Carabinieri contro appunto le numerose bici che sono state trasformate in veri e propri scooter che spesso mettono a rischio l'incolumità dei pedoni nel centro storico. Tonino De Mano.
Nel furgone che vedete sono stati caricati una decina di scooter che verranno adesso sequestrati e confiscati. Bici a pedalata assistita spacciate per veri e propri scooter sprovvisti di libretto di circolazione e targa. A Catania scatta l'offensiva della Polizia Municipale e dei Carabinieri per debellare un fenomeno che mette a rischio anche l'incolumità dei pedoni. Non a caso l'operazione si è concentrata nella centralissima via Etnea con squadre di motociclisti pronte ad intercettare i trasgressori. Questi sono mezzi che è impossibile controllare in quanto non sono targati, vengono utilizzati per qualsiasi esigenza anche illecita, sono un fattore di disturbo non indifferente soprattutto sulle isole pedonali. Questi sfrecciano anche a più di 30 all'ora, anche 50 all'ora in mezzo ai pedoni. Viaggio finito e mezzi posizionati uno accanto all'altro sul furgone con destinazione deposito alla zona industriale. Constatiamo che si tratta nel 99% dei casi di biciclette addirittura senza trasmissione a catena, quindi non c'è nessuna propulsione umana e la potenza è data esclusivamente dall'accelerazione, dall'acceleratore. Questo comporta che si tratta di ciclomotori elettrici senza targa con tutto ciò che ne consegue. Contestato l'articolo 97 del codice della strada per la circolazione con velocipede a pedalata assistita che deve essere considerato ciclomotore senza certificato di circolazione. Sul carro attrezzi per il sequestro finalizzato alla confisca sono finiti anche diversi mezzi di una ditta che si occupa del noleggio. La Procura di Termini Imerese ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte della pallavolista Simona Scinà, trovata senza vita in una piscina di Bagheria nel Palermitano. La tragedia nella notte tra il 1° e il 2 agosto del 2025, mentre era in corso una festa di laurea. Secondo i magistrati il decesso sarebbe avvenuto per un incidente. A sostegno di questa tesi la mancanza di ferite è che la ragazza aveva un tasso alcolemico elevato. I familiari di Simona Scinà hanno sempre contestato la ricostruzione che possa essere morta appunto per annegamento. A Catania un agente della Polizia Municipale e un operatore dell'azienda dei trasporti pubblici sono stati aggrediti ieri pomeriggio in via San Giuliano durante un'operazione di rimozione di veicoli. Entrambi sono finiti in ospedale, l'aggressore è stato bloccato e denunciato. I sindacati chiedono al Comune misure urgenti per la sicurezza del personale, minacciando in caso contrario la sospensione del servizio di applicazione delle ganasce. Il sindaco Trantino e l'assessore alla polizia locale Grasso hanno intanto espresso ferma condanna e piena vicinanza ai feriti. Breve ma intensa fase parossistica sull'Etna. L'attività di fontane di lava dal cratere Voragine si è conclusa ed è in decremento anche l'attività stromboliana con l'emissione di cenere. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Un'eruzione con una maestosa nube di cenere alta circa 7 km sul livello del mare che i venti in quota hanno spinto verso il quadrante nord-occidentale del vulcano, causando deboli ricadute di cenere a Bronte e Cesarò. L'eruzione dell'Etna, iniziata nella notte tra mercoledì e giovedì, ha dato origine a un'attività stromboliana e per alcune ore a fontane di lava, come si vede in queste immagini fornite da Etna 3340 e girate a quota 2300 metri. È emerso anche un piccolo flusso di lava dal cratere Voragine diretto verso la valle del Bove. Questa attività si inquadra in questo periodo di ripresa dell'attività dell'Etna che è iniziato a fine giugno con un primo episodio proprio al cratere Voragine e si inquadra in quello che sono attualmente il livello dei parametri di monitoraggio del vulcano che variano fra valori medi e valori alti. Il tremore vulcanico che indica l'intensità è in diminuzione pur mantenendosi nella fascia alta dei valori ed è finita l'attività di fontane di lava. Voli regolari all'aeroporto Fontanarossa. Ci fermiamo una breve pausa. A Catania, dopo il crollo di Calcinacci, si accelerano le procedure per l'abbattimento dell'edificio pericolante ad angolo tra le vie Grottamagna e Plebiscito. Lunedì l'aggiudicazione dei lavori per l'abbattimento. Tonino De Mana. Chiediamo un intervento immediato dell'amministrazione comunale, qui non si può più aspettare. Dopo il crollo di Calcinacci di ieri pomeriggio, le numerose segnalazioni di pericolo, le relazioni dei vigili del fuoco, l'esasperazione dei residenti di via Grottamagna e i nostri servizi denuncia, sembra la volta buona per l'abbattimento dell'edificio pericolante di via Plebiscito 635 del quartiere Antico Corso Cappuccini. Il grido d'allarme del consigliere della prima municipalità Buio trova riscontro in un provvedimento del comune di Catania che in mattinata ha
ha comunicato l'aggiudicazione dei lavori di demolizione, costo 217.000 euro. Considerata l'urgenza ed il pericolo, i lavori inizieranno immediatamente, quindi a partire dalla prossima settimana, con un piano tecnico di demolizione controllata e messa in sicurezza della struttura. Le transenne che vedete limitano il transito sulla già confusionaria via Plebiscito, mentre il divieto di transito in via Grottamagna viene sistematicamente violato, con seri rischi per i pedoni che si avventurano sotto il palazzo. Non resta adesso che attendere l'inizio della prossima settimana per avviare le operazioni di abbattimento e per mettere la parola fine ad una storia che si trascina da quasi 30 anni. Restiamo a Catania, dove è stata presentata Rete Lampedusa, il nuovo progetto di Pietro Bartolo che propone un'altra narrazione sulla migrazione, senza odio né pregiudizi. Ci vogliono corridoi lavorativi, non voglio più vedere cadaveri, dice. Sentiamo Lorena Dolci. È stato medico a Lampedusa per 30 anni, europarlamentare, scrittore, interprete di se stesso e tante altre cose, tutte mettendo al centro il rispetto per l'altro e la ricerca della verità sulla migrazione di oggi, un fenomeno di cui si parla solo in termini di emergenza, sbarchi e tragedie. Si chiama Rete Lampedusa il progetto di Pietro Bartolo, che vuole unire associazioni del terzo settore, istituzioni, enti e semplici cittadini per parlare con una voce sola e raccontare un'altra verità. Una narrazione diversa, reale rispetto a quella che è stata fatta, una narrazione tossica che non ha fatto altro che creare un clima di odio, di rancore, di pregiudizi nei confronti di persone che non hanno mai visto negli occhi, non sanno chi sono. Dopo Roma, la presentazione a Catania alla Don Bosco 2000, un microcosmo che mette insieme volontari e migranti. Ci sono dei giorni in cui preghiamo insieme rispettando ognuno la religione dell'altro, ci sono giorni in cui ceniamo, pranziamo insieme rispettando le diversità culinarie l'uno dell'altro. Un altro mondo è possibile. Possibile allora anche promuovere canali regolari per evitare che i migranti affrontino sofferenze indicibili e i rischi delle traversate nel Mar Mediterraneo, dove sono morte più di 50.000 persone. Si propone anche i corridoi lavorativi, cioè dire formare queste persone nei loro paesi, quindi far arrivare attraverso i canali regolari e non sicuramente attraverso i barconi o magari arrivare nei sacchi per cadaveri. Di quelli ne ho viste troppe, non ne voglio vedere più. Ci fermiamo una breve pausa. Lo sport, il Catania è stato emanato il nuovo calendario della stagione di Serie C e l'ultima invece di amichevole per il Palermo. Eccoci al calcio, diramato il calendario della Serie C per la prossima stagione. Il Catania esordirà al Massimino con l'Inter Under 23, sul mercato definito l'arrivo del giovane Amendola, risoluzione consensuale con Luperini. Marco Carli. Il calendario ha a tutti gli effetti il primo atto della stagione, di cui sancisce l'avvio. Il Catania è rimasto l'unico club a rappresentare l'isola nella terza serie. Il girone C comprende 7 pugliesi, 7 campane, 2 lucane e 2 calabresi, oltre all'Inter Under 23, novità del girone. E proprio contro la seconda squadra nerazzurra gli uomini di Longo esordiranno la prima giornata di campionato al Massimino. Nel turno successivo, i rossazzurri, che sul mercato hanno chiuso per il centrocampista classe 2007 del Sassuolo Amendola e hanno definito la risoluzione consensuale con Luperini, saranno impegnati a Monopoli, mentre la terza se la vedranno in casa con il Cosenza, match che arriva presto come nella scorsa stagione. Alla quarta Etnea ancora al Massimino contro la Scafatese dell'ex Ferraro. Come l'anno scorso, le due partite più attese, con le avversarie sulla carta più accreditate, sono consecutive, questa volta però con l'alternanza fra casa e trasferta. Arriveranno entrambe a novembre. Alla 14ª gli etnei saranno di scena alla Recchi con la Salernitana, mentre una settimana dopo se la vedranno in casa con il Bari, gare di ritorno a marzo. Ricordiamo infine le date del campionato: inizio nel weekend del 23 agosto, una sosta il 27 di dicembre, 3 turni infrasettimanali il 16 settembre, il 10 febbraio e il 3 marzo. La stagione regolare finirà il 25 aprile con l'avvio dal mese di maggio di play-off e play-out. Per il Palermo c'è stato un pari nell'ultima amichevole del ritiro con l'Iraklis, finisce 1-1 in gol l'Eduaron. Sentiamo Marco Gullà. 1-1 nell'ultima amichevole nel ritiro in Trentino per il Palermo, pareggio con la formazione greca dell'Ikralis allenata da Walter Mazzarri. In gol l'Eduaron nel primo tempo, poi il pareggio di Nizet nella ripresa. Il Palermo è stato schierato in campo da Inzaghi col solito 4-2-3-1 con alcune variazioni negli interpreti. Segre è stato provato da trequartista, Pierozzi come esterno alto di destra e l'Eduaron come prima punta. Rosanero in vantaggio al 13° calcio di punizione di Augel, colpo di testa
testa preciso di Jeremy Leduaron. Al 60° pareggio dei greci, Ranocchia sbaglia un'apertura in orizzontale, Niset recupera palla e dalla tre quarti con una conclusione precisa batte Fortin per l'1-1. 2 le traverse colpite dai greci. Un ottimo test, insomma abbiamo finito la partita che stiamo tutti bene, finiamo il ritiro nelle migliori condizioni e sono molto contento, soddisfatto. Adesso recupereremo qualche giorno e poi insomma partiremo per l'Australia e incominceremo a preparare la prima di Coppa Italia. Ecco. Questione stadio, il Consiglio Comunale ha deciso di anticipare i tempi e di iniziare già oggi l'esame della proposta di convenzione per la riqualificazione dell'impianto di Viale del Fante. Passaggio propedeutico alla successiva votazione dell'atto, anticipandolo di un giorno rispetto al calendario inizialmente previsto. Prima di chiudere, un altro aggiornamento sul crollo della palazzina avvenuto questo pomeriggio a Messina, perché sarebbero 6 dispersi, lo affermano fonti qualificate, le ricerche proseguono e le persone che mancano all'appello dicono chi sta lavorando in queste ore potrebbero non essere state a casa nel momento del crollo. Naturalmente altri aggiornamenti nelle prossime edizioni, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta. Amici di Telecom